Benassi a Treviso, ma non è drammatico. Tra i tuoi ospiti lì in piazza, in città, l'idea di un'autonomia o di un indipendentismo fiscale, le due cose sono diverse, autonomia vuol dire come il Trentino, indipendenza vuol dire un'altra cosa, forse come la Scozia, se voterà per l'indipendenza. Posso ricordare che il Dalai Lama propone per il Tibet il modello del Trentino Alto Adige. Vedi, perché il Trentino Alto Adige fa scuola. Allora, i soldi c'entrano con questa, diciamo, ondata autonomistica o indipendentista, il fisco? Guarda, io ti faccio rispondere immediatamente da Leonardo Padrin, perché proprio di soldi si parlava un attimo fa e la distinzione fra autonomia e indipendenza ovviamente qua è molto sentita. I soldi c'entrano e quanto? Ma sembra che questa indipendenza sia esclusivamente legata ai soldi, non ci sono motivazioni di tipo culturale, la stessa lingua, la stessa cultura, sono storie diverse rispetto a quelli dei popoli turchi dell'Asia centrale, degli Ibo, della Nigeria. Quindi la situazione è diversa, c'è una condizione per quanto riguarda le imposte molto elevata, c'è una crisi che ormai ha aggredito tutti e conseguentemente questa è una proposta di soluzione. Però se noi ragionassimo sui confini è evidente che i confini sarebbero sempre più stretti, perché si parlerebbe a questo punto di indipendenza delle province forti economicamente rispetto a quelle che sono deboli anche in Veneto. Noi siamo favorevoli al referendum e contrari alla secessione. Favorevole al referendum per l'autonomia? Certo, certo.